Domani festeggiano i loro 60 anni di matrimonio. Era il 5 gennaio del 1960 quando giovani, il 24enne Antonio 40 e la giovane e bella Luigia 40, che di anni ne aveva 20, decisero di convolare a nozze. Lui, da sempre gran lavoratore, fin da piccolo aiutava il padre e i suoi fratelli in campagna. Lei ha sempre curato la casa. Tra i due cugini era sbocciato un sentimento che si è manifestato quando lui decise di emigrare in Germania per lavoro. Decisero quindi di sposarsi nella chiesa San Vito a Favara il 5 gennaio 1960, circondati dall'affetto dei loro cari. Dal loro amore sono nati 5 figli: Paola, Rosa, Gina, Carmelo e Giuseppa, che a loro volta hanno dato alla luce 7 nipoti e 2 pronipoti. Domani tutti assieme festeggeranno le nozze di diamante dell'84enne signor Antonio e dell'80enne signora Luigia, che tutti chiamano a zia Lilla. Dai figli, dai nipoti, dai pronipoti, dai due generi e dalla nuora arrivano gli auguri che la felicità vissuta in questi 60 anni non abbia mai fine. Auguri ai quali si aggiungono quelli di Sicilia TV.